Pronto? Pronto, buonasera. Chi è? Giuseppe, Peppino, chi è Peppino? Ma me chi è? Buonasera, sono Mastanello, fravogatore, Peppino. Fravogatore? Chi lo acconcia a casa, Peppino. Oggi capito? Allora, siete fatto, noi stiamo praticamente qua, no? Stiamo a via Newton qua, no? Vorremmo capire fatto, ma non mi scaricare, stanno traffico di pazzo. A riscaricare che cosa? Come che cosa? Tengo il 34 sacchetti di cemento coppa cambia. E ha avuto l'ordinazione aereo sera, stiamo venendo la volla. Ci hanno messo noi ora, non cambia senza aria condizionata qua. Ci hanno buffato acqua, ma sta molto surato. Ma dammi sta roba. È una volla, su, stiamo alla volla che abbiamo partito la volla 2 ore fa, no? Abbiamo fatto la tangenziale, stiamo arrivando là, sto capendo sto fatto, ma prima di venire. Potremmo scaricare sta roba stasera, o ma venire cocca di ora, fammi capire. Ma chi l'ha ordinato sta roba? Aspetta un secondo, Peppino, un attimo in linea. Ma sta lì, chi su qua? Sta ambriaca, si sente che sta ambriaca. Ma che te camere? Chi lo da caccia sordo? Giovanni. Ma parlateci chiaro che chi sta ambriaca non capisce. Non ho capito, ma che te camere? Allora, signor... Allora, noi siamo persone per bene, dai che si stanno a cingano, no? Sto faticando. Dai che si stanno a dire, ma oggi capite, tu mi fai capire chi ha ordinato sta roba? Allora, se tu dire 63 a portare rispetto, perché dai che si stanno a 5? Ma sto dicendo che sta roba, aereo si era detto, ma ti hai portato sta roba in questo indirizzo che mo va giurito. Ma se tu stai dicendo... L'indirizzo? No, dove che stai camere? Ma stai calmato, parlate con la moglie che chi ho morito. Ma c'è sta una moglie, ma fossero poco malate di capo, tu fammi capire, ma fate la stessa cosa 50 volte. Senti, ma io non ho capito però, tu stai parlando che chiedo, ma chi ha detto da ordinato di portare sta roba via? Guardate a voi, fammi capire, cortesemente, passami a cocco uno che sta buono che capi in sta casa, ci sta? No, sì, sto buoni, allora, voi non state buoni, ma come da per me? Ma siete fatto a me, allora, parliamo della persona per bene, no? Tu fammi capire, guarda di te, innanzi tu vicino, ti faccio ma sta lì si sta alterando, mettitela a posto a sto ubriaco. Fai un portiere, che te camere che fai un portiere? E battene a parola mondiale, poi si fa un portiere. Ti sto dicendo che io ho questa roba sul camion, hai capito fino a mo'? Che cosa? Nada voi, tengo sta roba coppa o camion, sta giù bene. Ti capito, ma chi te l'ha ordinato? Nada, ma che te camere ti mi ha ordinato? Ma si tengono fac, se no, avevo passato per la capa chi mi ha ordinato. Vabbè, comunque ma leggiamo l'indirizzo che è meglio, fammi può essere per sbagliate persone. L'indirizzo è Mobori. Allora, l'indirizzo. Giuseppe, via Napoli. Ecco! Chi è che ha ordinato sto fa? Madonna mia! No, ma è di 50 volte che ha ordinato sto fa. Io non lo so, cocca parente lo tu, cocca amico lo tu. Ma ha ordinato, mica l'ha già costruito una casa, sì. Sarà stata la moglie che pone una casa a fianco a sua perché non supporti chiuso, lo metterà a fianco. Ma quale moglie, ma che stai dicendo? La bocca mica teniamo sulla giumenta, venite qua, poi lo facciamo prima. Aspetta, scendi qua, io tengo che a stanno momento sì, fammi parlare. Posso parlare? Allora, ritengo che 34 sacchetti di ciumento, tengono un quintale rene cium, 2 mulazze, una spezza fiera, 2 quintali rene cium, una gira scirup, 2 infila clistir, una ponta cazzone, 2 schiattamoschi, la roba che me la sta roba. A Rome, che mai sta a me mette sta roba che bacia? Ah, Pepì, sta messa di Pepì, ma nessuno mi ha fatto a masciò. Pepì, allora facciamo una cosa, abbiamo capito? A me non mi sta loro mai tenere. Allora, io mi vengo qua. Ma fa parlare o no? Ti sta zitto, tu ti sta zitto, hai capito? Allora, ma veniamo là. Allora, vengo là, però non fa niente, non scarichiamo niente, faccio trovare 300-400 euro contanti e stiamo a posto. Ma chi mi dassi 300-400, ma chi hanno avuto la situazione tra 300-400 euro? Allora, io faccio il portiere, se non c'è l'ordine dell'amministratore, non devo venire. Allora, senti una cosa. Non capito? Senti una cosa. Noi abbiamo arrivato all'ora, o venimmo là che ce l'hai 200 euro e ce ne abbiamo, la roba ce la portiamo. Se no scarichiamo tutto cose là che baci. E tu è l'amministratore. Perché chiamo proprio guardi. Chiami guardi, ti faccio arrestare perché i tengono un fax. L'amministratore non mai tenere. Io c'ho. Allora, senti qua, così. Ma io non tengo nessuna possibilità. Ma qua, senti, ma devi cacciare 200 euro fatire. Non faccio niente, non andare in sciure. Allora facciamo una cosa, non c'è da riuscire. State zitto! Non lo
bene. Ti sta zitto, stiamo venendo là, allora sai che facciamo? Al posto di 100 euro ci pigliamo i mobili che tieni in da casa. Belli mobili che stai qui, sai come sono spiegati. E che ci chiama per senza niente? Ti scarichi tutta sta roba non ci vuole lì. Ma chi, come mi faccio pigliare la responsabilità? Allora, io mi passo manco per capo, io mi vengo là, scarica la roba innanzi al palazzo, o botta innanzi al palazzo. Io botto innanzi alla casa tua, stasera ti cucca fuori. Ma a me ne fosse bravo! Bravo, anzi, fai una cosa, cuccati un coppa di saccheggiamenti, metti una coperta ancora e tu me la fuori. Ma uscito pazzo! Io sono pazzo, sei pazzo tu perché si tengono fax che parla chiaro, no? Io vengo là che ti scarica la roba in culo e me lo va. Ma vuoi dire qualcuno a me qualcuno ma ciò? Hai capito? Ma che te cavoli? Io tengo a René su, mi tengo stare, non sì o no? È arrivato l'amministratore, Pronto? Pronto, chi è? Peppino. Chi è? Sono l'amministratore. Richel! Scusa. Peppino. Ma è Don Peppino, sono Salvatore, chi è? Io sono anche Peppino, voi sì. Peppino, sono l'amministratore. Ma quale amministratore? Peppino, l'amministratore del palazzo tuo. Chi è te? Peppino, ma avrei stato ubriaco stasera, Peppino, scusate. Chi si sono ubriaco? Ci dai, lavate la mezza. Ma ci sono dottor Milano? Sono il dottor Milano. Ah, dalla la mezza a suo fodere. Aspettate un attimo, per favore, ma... Ma sta lì, me la vedo io, Peppino, aspettate un attimo. Cortesemente, fate la persona educata. Peppino è un professionista serio, quindi cortesemente... no, già ho ma certamente. Allora, Peppino, buona, sono il dottor Milano. Allora, mi sentite... Statemi a sentire, fatemi capire che è successo perché io vedo questo signore notevolmente alterato. Chi sta uno schifoso? È uno schifoso, mi sta facendo parlare un quarto d'ora. Sto sporco! È uno sporco fotente, munnetto! Aspettate un attimo. Peppino, aspettate un attimo, calmatevi. No, perché chi sta pure chiuso, è uno sporco fotente, è una munnetta! No, Peppino, calmatevi per favore, non vi mettete al suo livello, sì, scusate. Ma che stai ignorando, bro? Lo so. Ok, ti sto ignorando. Hai giù la storia con storta, hai giù la storia, capito? Calma. Un sporco. Allora. Si vada chi sta pulsa la capo me. Ma Stanello, però anche voi, Peppino, Peppino. Peppi, perdonatemi un attimo perché lo voglio mettere a posto nel vostro interesse, voi sapete che vi rispetto. Allora, aspettate un attimo. Non vi permettete, cortesemente, di parlare così con Peppino. Perché Peppino è una. Però, allora, dottore, voi dire ci fatti, poi siete una persona che ha studiato, no? Ma si tengo fax che parla chiaro di tutto sta roba. L'ho visto, ma io. Ma si chi non te ne soldi, sai giocare la pensione, sai domani che è polacca, a me mi passa per la casa. Ecco come parla, ma come parla? Vabbè, Peppino, facciamo una cosa. Mastanì, chiedete scusa a Peppino, per favore. Io chiedo scusa a Peppino. Chi si manderà 100 euro, se no la casa non me la paga, poca. Peppino. A poco, ma questa roba lo faccio mettere, in Daminello? Allora, Peppino, sì, statemi a sedere. L'errore è mio, io vi chiedo scusa, perché purtroppo io non vi ho avvertito di questa roba che doveva arrivare. Io vi chiedo scusa. È anche vero che qua il signore è notevolmente alterato. Mi ha detto che voi avete parlato in malo modo. No, con chi lui. si mi ha chiamato con lui? Io ho detto solo che chi ha ordinato sta roba e chi mi ha detto tutto a casa. Peppino, però lui ha detto che voi avete usato le tecniche che l'avete chiamato cornuto, lui ci tiene, poverino, che la moglie vera. Fino a mo' non la città ancora. Sienta. Ancora la città, scusate cavo. Avvocato. Scusate cavo. Peppino, aspettate un attimo, ditemi, ma sta lì. Avvocato, chi si tiene il corno e tenisse, dici dal cielo, perché poi si incazza, va che lei faccio una pagliata, o sta roba l'andare e me ne va a casa. Stai credendo? Chi stanno paziendo, vuol dire chi? Calmatevi, insomma, sta lì. Peppino. Dite. Io vorrei venirvi incontro, ma questo sta proprio alterato. Io è meglio che non lo faccio venire proprio nello stadio. Faccio proprio bene. No, io ci devono fare pacchero, appena va là. No, aspetta. Tu è meglio che bene, ci ho preparato perché da la paga. No. E tengo pure lo sciamarro, scego. E capite che preoccupate, mi faccio difendere, Peppino. Chi sta poco formanello, Peppino, parliamo dopo e voi vi chiamo dopo. Vi chiamate dopo. Arrivederci. I Tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.